e benvenuti amici vidi di Vabriguccia. Oggi vi portiamo a spasso in montagna. Pierremo i giassi, così si deleghi ci vanno di scuola i subissi in Bastiglia. Andremo a trovare fanno e usatelo di ganto che ci porta nanta un monteginto. Ridrueremo il nostro piccolo esploratore d'animali selvatici, a nostra gara Lucia e Eso girandolate e vi propongo una telo di cucina, una bella sporta con roba che dà l'energia. E Pedro, chi ci pronta? Andiamo a trovarlo. Saluto, beh! Salute! Allora, chi si passa qui? Beh, oggi mi pare che siamo pronti a parte in montagna. Ma siete già in costumati a Cioccoego? Allora... Pronti? Siete pronti? Fatemi vedere, mi pare, Pedro. Gli spieghiamo ciò che noi vogliamo fare? A consegna prima, no? Prima consegna, te. Allora, te. qual è che ha scopre a consegna? Leggi la consegna. Nana, leggi forte. Fica e barole, tronco, padeca, dragone, lumaga, indea ostra senet. Aspetta. Allora. C'è qualcosa che un po' su Gabi. Come? Un dragone? Beh, può venire in montagna. Una padeca. No, ma sono zideli che sono abeti a fare l'improvvisata e avere che parole non fica. Puoi ripetere parole per piacere. Allora, c'è tronco. Padeca. Allora, aspetta, perché io. Padeca. D'accordo? Dragone. E lumaga. E lumaga. E lì devono ficcare queste parole in da scenetta. Allora io gioco di Bourbon o Pedro. Posto che hai scritto parole, stiamo lì assente per vedere quando queste parole vengono, per vedere se la consegna è rispettata, ne? Sicura. Allora, prima vi spieghiamo ciò che mi fa. Allora, volete fare i girandoloni? D'accordo, ma chi sono persi in montagna? Oddio. E poi chi fate? E voglio fare un pastore. Un pastore in montagna, ci vuole sempre un pastore. È logico, È logico. E tu? E io voglio fare quello appassionato di ebedre. Quello appassionato di ebedre, un geologo, che? D'accordo. Beh, ci mettiamo in piazza. Allora, siete pronti? Io vi propongo, vi metti qui. Allora, due girandoloni che sono persi in montagna. Tu, quello appassionato di ebedre, ma appena donto, che? D'accordo? E tu, quello pastore. Allora, mi raccomando, pensate bene al vostro ruolo. Se tu sei tonta, fa adonta. Hai capito? Fidiamo se li vicano e parole. E parole. Abbaio di dille. Po, chi culada. Un nebo subio. So tronca. Di già una parola. Una. Brava. Continuiamo? E poi c'è a nebbia. Non si vede nulla. Scusate, cari amici, una avete mica visto una bedra? Una bedra? Perché bedre qui? Quello pastore! Cerchiamo di avere un teginto! Ma mi pare che siamo persi! I burro! Un ginto! Con questi scherpi! Scherpi sapete rare, no? Ma chi dice? Pare tutto una bedra! A me fatemi va attraverso mica un ginto! Ma tu viaggi come una lumaga! Lumaga. Vabbè? Lumaga? Non è mica una pedra verde, gue? No! Ma sì una vera badeca, questo! Un'altra! Anche badeca. Badeca? Una pedra granitica! Per piacere, io voglio entrare in casa mia, non c'è mica una strada per chiamare un taxi! Audace, non è mica una pedra! Vabbè! In tutti i casi, qui strade non ce n'è. Chiama de burro, dragone di bene. Dragone di bene. È riuscita, infatti. E dove? Un dragone. Ma mica un vero dragone. So i soccorsi in montagna. In montagna, così sì che ci sono le bedre. Bravissime idee, l'avete lavorato proprio bene. Voglio da lasciare lavorare tornare a Penuccia con Pedro, perché bisogna uscire. E nel frattempo vi propongo di andare a ritrovare un nostro piccolo esploratore specialista degli animali selvatici. Ozzidi, i lupi sono cugini dei nostri cani. Spesso i troviamo in due clima e freddo. Una rucchiata può contare da 2 lupi fino a una ventina. Può non supportare il tempo freddo assai per via di usobitame e zeppo.
o lupo è un cacciatore rapido e agalabato. Può cacciare animali assai più meglio che lui stesso. Comunicano un colore e un rumore. Un naso di un lupo è 100 volte più potente che quello di un uomo. L'udio di lupi si può sentire da lontano. L'udio è adoprato per comunicare con i membri di una rucciata, ma di noi per chiamare le altre rucciate. Salute! Lasciami cominciare. No, io rama di venire a cantare con voi. Vuoi cantare con noi? Yeah, allora pare che oggi si bia a montagna. Ah, quella montagna è vissuta così tu. Ah, mi cambia radio, no? Mi presterei due scarponi. Allora, che cantiamo giusto appunto? Allora, cantiamo poi dopo parleremo una canzone. Come tu voli? 3, 4. Se via della scala, scubere dell'uniolo, Allora aiutali appena. l'isomunti come ale, e tutti soba isoli, giungerebbe in calasima, o più alto di Secime. Monte Ginto 2700 de gestele, Monte Ginto 100.000 t'accompagnano in cielo. Monte Ginto 2700 de gestele, Monte Ginto 100.000 t'accompagnano in cielo. C'è complicata appena questa canzone comunque. Io c'ho una struttura appena particolare. Yeah, andiamo da parlare, ma prima che fai? Presentiamo questa canzone? Parliamo appena di sta canzone, allora. Uso il titolo, bella intesa, c'è Monte Ginto. E qual è che l'ha fatta questa magnifica canzone? Monsieur Hers. E Monsieur Ersa, si chiama José Ersa, che José Ersa, che è cantautore guidiana all'alba. D'accordo, dunque, Allora. torna Canterini. C'è un ribiglio in questa canzone? Yeah. Qual è chi mi vuole cantare? Come ci per un ripiglio? Lasciami fare. Gli ti lascio Dopo fare, dirai, sempre a dito, Vuoi cantare, Leo? Allez. 3, 4. Monte Ginto 2700 e de stelle, Monte Ginto 100.000 t'accompagna l'unice. Monte Ginto 2700 e de stelle, Monte Ginto 100.000 t'accompagna l'unice. Ah, va. E poi- Allora, posto che lui c'è un ribiglio, vuole che lui c'è una strova. Ah. Olivier, Se ci tu vuoi cominciare cantare così. a prima strova. E io comincio sempre capo a te. Se via della scala, scoprirete uniolo, isomonti come ale, e tutti soba isoli, giungerebbe in calasima, o più alto di Stegi. Allez, ribili insieme, ma Insieme? troviamo appena l'accelerazione. Ullala, siete pronti? Monte Ginto 2700 de stelle, Monte Ginto 100.000 t'accompagnano in cielo. Monte Ginto 2700 de stelle, Monte Ginto 100.000 t'accompagnano in cielo. Monte Ginto 2700 de stelle, Monte Ginto 100.000 t'accompagnano in cielo. Monte Ginto 2700 de stelle, Monte Ginto 100.000 t'accompagnano in cielo. Ma dimmi appena, mi vuoi un bao? Tu voli con la montagna non mi manca appena i fiato. No, è vero, io lo attraverso un stato e penso che questa canzone mi aiuterà, che ne dici? Sì, è vero. Anzi, dile. Bon, allora io voglio lasciare lavorare questa storia di ritmo perché io ci devo cantare in montagna e io voglio andare a trovare i miei compagni, Cambia l'amica di di scarpi, non sa tanto a montagna. Io mi cambierà di più. Voglio andare a trovare i nostri amici di Fabriguccia che mi aspettano per un attimo di cucina e io voglio bere forza prima di partire in montagna, che ne dite? E in tutti i casi non perde radio mica forza. A dopo! Saluto Zidelli! Salute. Come andiamo? Vabbè. Va bene, sicuro? Yeah. Allora, ero con Pedro e Fanou
che eles approntano a parte in montagna, posto che oggi è la nostra tematica. Allora io ho deciso per dargli una mano di preparare con voi in cucina una sporta di roba per parte e dà assai forza e energie. Allora, prima di preparare dunque la nostra sporta, guardiamo appena ciò che lo idrogeno su tavolino. Ci sono parecchi frutti che danno assai energia e ne bisogno per parte in montagna perché chi dice quantunque è sportivo da fare. Allora, in un primo tempo vi propongo di vedere insieme a frutta oleaginosa. Quale sai qui? I frutti oleaginosi sono i frutti che si vogliono all'olio. In due lo si può lungarci all'olio. Allora, che frutta abbiamo questi? Le nuggiole, L'alive. Abbiamo. Allora, questo? L'alive. Le nuggiole. Le noce. L'amandole. E l'amandole. Dunque, qui siamo sicuri di buoi piali e metterli nella nostra sporta. Allora, vado di mettete una panna d'alive. Chi ci ha approntato tutto che mettete qualcuno che accanto sono parecchie a parte. Francesca, piabura da guttiara e bene qui a mettere nella sporta. Allora, tu Lisandrina chi metti nella sporta? Nuggiole. Che sono nuggiole? Chi so che? Questo è noce, brava. E tu, Andrea, chi metti? L'amandole, bravi. Allora, metti da strafare e nuggiole. Qui. Non la messa in nuggiole, quelle che ne mette. Aspettate appena idee, qui abbiamo messo abbastanza. E nuggiole, facciano brocche. A Ugor e a Ugerbelo. E a Ugerbelo. Ma tu sei un bel dottore, eh? Sai tutto, eh? Dunque, sapete tutto ciò che porta all'organismo tutta questa frutta così? No, qui Chi c'è allora? Porta fibre, o ferro e il magnesio. E un magnesio. Dunque, Benedicti di tutto questo abbiamo bisogno se non vogliamo fare un esercizio come quello in montagna. Poi dite, in un primo tempo abbiamo più di questa sporta di frutta oleaginosa, Benedicti che contiene l'olio e che portano all'organismo proteine, fibre, magnesio e ferro. E tutte le vitamine, infatti. Allora, abbiamo da continuare a ampliare la nostra sporta ad avvicinare appena a sporta di Lisandrina, perché chi è appena giù la nostra Lisandrina, non ci vuol dire mica. Allora, ora vi propongo di vedere insieme a frutta secca, come per esempio chi c'è? Chi è qui? E Waraguk. Baragucche secche, bravi. E qui che abbiamo di noi? La banana secca. Abbiamo di noi che? E brugnole. E brugnole. E poi di noi i natteri. E poi qui le abbiamo mica viste. Chi sono che? I fighi secchi. Allora, sono mica naturalmente così. No. Sono frutti che sono stati desidratati, ma tengono conto che uso gusto. Allora io vi propongo di riempire a sporta. Che ne idee? Dopo c'è un culo a secca? C'è anche l'ua secca, bravo. Allora Andrea, metti la burra l'ua secca, dai piedi su cucchiaino così, piuttosto, e riempi di questa sporta che i nostri amici per parte montagna non avevano bisogno. Non essere contenti di trovare una sporta così carca? Ma tu, Pierre-Jean, dici appena ciò che tu porti. Caju, fiadello a fare in montagna, ciarciccia, frutti. Tu pigli piuttosto la roba rassa. Ma allora sei tu che hai portato qui. Mettila qui. Ma metti accanto a Francesca. Tanti. Fate una piccola piazza. Danger. Allora, spiegaci appena ciò che hai portato. Che non è mica roba troppo di ligata, di buona, ma si è appena più pisivo quando tu batti a montagne con qui. Allora, spiegaci appena, che hai portato? Cajueccio. Non dove viene questo cajueccio? Abbiamo gaccare che fa il gajo. Dunque è roba roba casana che, Puzza appena quando un che di Francesca. Che di bere un più di cosa. Puzza appena? Mi domandavo perché puzzava. È segno di salute, ha detto quello. Allora, e poi dopo chi c'è torna? Fiadello, quello è che va giù Fiadello? Babu. Babu va giù tutti i salumi. E esercizio. Chi fa Babu? Conta già appena. Babu fa Fiadello. Tutta roba burcaia. Ma non si dice, ora di andare a trovare la nostra piccola giornalista Lucia, che anche la te passe montagne di Corsica. A te, cara Lucia. Salve a
tutti i amici di Avabriguccia. Anche io mi sono appuntata oggi per francare la nostra corsighella. E mi driga di un in cima e di gaccia a musetta per spuntinare e muovere. Per principiare, andrò di pestuga vigorsu e a resta maticiosa, incurnata da cima di Evulice. Dopo mi verrò di una faccata non taudanda, per trovarmi un pusadodio in Monte Astu. Dimmi appena, a sapere chi da un Monte Astu si vede un mondo e l'astro. Infine, mi andrò di per quella gorsica granitica in due troviamo i monti più alti. Un ginto maestoso, quasi 2700 stelle, ma di noi a Baia Orba, luminosa che spunta, fiera tra un iolo e un valasorma. Piando l'alta strada, verso il mezzogiorno, mancherà di disaluda o ridondo, o Monte Oro e o Rinoso. E di sicuro mi cancerà di in baveda, in due mi verrà di una diacciarada con quelle muvre magnifiche. Dopo un'ultima cippada, non all'alcudina, volterà già un nord per ribusarmi alla grotta di San Pedrone e ridrò ai modere di Maticcio. Allora, mi tocca accendere un fuoco per la notte e farmi un bel letto per girare al gabbo verso le stelle, a vederci per un'altra girandolata. Grazie cara Lucia, ci hai portato in un bello viaggio torna oggi. Allora, idee. Dunque si parlava di roba di frutta oleaginosa, di frutta secca, ma di noi di roba appena più grassa come il gaggio. Francesca, sono sicura che tu ne vuoi tastare un pezzo di suo gaggio? Vuoi tastare un pezzo? Ma che si basta, non ci risponde mica Francesca. Allora, forse Elisandrina, vuoi dare appena? Vuoi baspalo? No, diciamo che vuole baspare su ma e qual è che vuole baspare? Allora, Nimo. Allora, baspate qualcosa, così. Tu la baspala sta roba, lì. Qual è che vuole baspare? Te, una waraguca, qual è che si mangia una waraguca? Tu. Allora, dici appena, che gusto ha? A frutta secca così, ti piace? Non è mica troppo zuccherata? No, va bene. No, va bene. E tu chi mangi? Ah, banana. E tu, piccola Lisandrina? A noce. Come? Buona. E tu? Non gelo. Ah, tu mangi mica roba più porcina, tu, no? Ne formaggio. Oggi porti, ma non mangi mica. Ci fai una uova. Non mangi mica di vigadello. È vero, perché non mangi mica? È una pezzo di sarticcia, Braio, oh, l'hai portata per mangiare, mica per fare bello, E di questo ha ragione, si mangia la francine a mangiusca, di fatta per mangiare, mica per decorare. Vedi, non ci sorteremo questi idee. Buona, vedi, vi lascio continuare a appuntare sta sport, a boga trovare Pedro e i compagni, e poi dopo porteremo di qui per pià a montagna, perché chi ce n'è maggiore di quanto che di tutta sta roba. Ma raccomando, continuate, Lisandrina, a bedeci. Allora, Osideli, sapete chi è? Qui in Osideli, di lattiero di cucina, abbiamo approntato una bella sporta con roba che dà l'energia, posto che posi da montagna. Bon, qui là abbiamo l'energia. Ribiamo la nostra scenetta. A volerebbe avere appena sul gioco di personaggi, tra dunque i nostri girandoloni, un nostro bastore e un nostro geologo che perde il gerbello. Chi perde il gerbello. Andate bu. Andiamo. Papà, che culata! Un'eba subiu! So tronca! E poi c'è la nebbia! Non si vede nulla! Scusate, cari amici, una vede mica uscì una bedra! Una bedra? Perché bedra qui? Oh, quello bastare! Cerchiamo davvero un teginto! Ma mi pare che siamo persi! Ah, burro! O ginto con questi scherpi! Scherpi sapete rare, no? Ma chi di gelo? Barre tutto una bedra! A me fatemi va attraverso, mica o ginto! Ma tu viaggi come una lumaga! Lumaga? Non è mica una bedra verde, gue? No! Ma se una vera badeca, questo! Badeca? Una bedra granitica! Per piacere! E io voglio entrare in casa mia, non c'è mica una strada per chiamare un taxi! No, o tassi non è mica una bedra! Vabbè! In tutti i casi, qui strada non ce n'è, chiama de burro, dragone e de be.
Un dragone! Ma mica un vero dragone, so i su corsi in montagna. Ah, so i su corsi in montagna. E questo dragone a casa, chi c'è sul dragone per andare a i nostri girandoloni bersi. Sicuro. Così dire, siete stati proprio bravi, ci siamo campati, ora sì che possiamo andare in montagna, ne sappiamo parlare di più. Può andare in montagna e poi non va a gumere ai noi. Mi pare. Allora, ora io vi lascio, vi dico a dopo di andare a a telo di canto, che fanno, e vi da cantare su Monte Famoso, Monte Ginto, un monte più alto di Corsica. A dopo, zitelle! Monte stelle, Monte Ginto, 100.000 t'accompagnano in cielo. Monte Ginto, 2.000, 700 de stelle, Monte Ginto, 100.000 t'accompagnano in cielo. mi buereo, E è bello che tu allora oggi So io comandi, sei un padrone, e si può dire così. Puoi li cantare? E io? Yeah. A già cantare la sola, chi faccio ripiglio? Fa come tu vuoi, dimmi. Allez, faccio ripiglio. Allez. Monte Ginto, 2.700 de stelle, Monte Ginto, 100.000 t'accompagnano in cielo. Monte Ginto, 2.700 de stelle, Monte Ginto, 100.000 t'accompagnano in cielo. Ah, Hai travagliato? ce l'hai fatta, bella Marignono. sicura. Hai travagliato, ma viato, hai corso, corso e corso, hai broi di scarpe di nuovo, così sono pronta. Allora, Chi femo? Continuiamo il nostro canto? Allora, ma accogli appena la nostra amica Lea. Bene. Lea, a te. Lea, Facci la seconda strofa. ci vai giù spettacolo. Volete tocca e stelle, avvicina vida o gelo, cula de perestra ele, seguida de bedrele, pos cobrir de luminosa, a montagna maestosa. Ripiglio, tutti insieme. Monte Ginto, 2.000, 700 de stelle, Monte Ginto, 100.000 t'accompagnano in cielo. Monte Ginto, 2.000, 700 de stelle, Monte Ginto, 100.000 t'accompagnano in cielo. Allez, voglio Magnifica, brava Lea. Tu sì che canti bene. poco. Cantiamo? Io cantiamo. Allez, Siete pronti? Agiremo tutta? 3, 4. Quando volete. Se via della scala, scoprire uniolo, l'isomonti come ale, e tutti i isoli, giungere ben alla cima, o più alto di segime. Monte Ginto, 2.700 de stelle, Monte Ginto, 100.000 t'accompagnano in cielo. Monte Ginto, 2.700 de stelle, Monte Ginto, 100.000 t'accompagnano in cielo. Bule de duca e stelle, avvicinati da un cielo, cula de per stradelle, seguida de bedele, può scoprire luminosa, a montagna maestosa. Monte Ginto, 2.700 de stelle, Monte Ginto, 100.000 t'accompagnano in cielo. Monte Ginto, 2.700 de stelle, Monte Ginto, 100.000 t'accompagnano in cielo. Monte Ginto, 2.700 de stelle, Monte Ginto, 100.000 t'accompagnano in cielo. Bravi! Abbiamo cantato veramente a perdiviato. Allora abbiamo parlato di un monte o più alto di Corsica, su Monte Ginto, e abbiamo parlato di noi, di Galasima, su Baese, o più alto di noi, di Corsica. Ma per oggi abbiamo compiuto la nostra Vabriguccia e compia, ci siamo gampati un ringrazio d'orna a un maestro Jean-Marc Tadei per il aiuto e che ne idea se noi chiamiamo
i nostri compagni di teatro. E chiamiamo? Venite! Eccoli qui! Mili. Venite pure a salutare con noi che la nostra Fabriguccia è compia. Vi siete campati di teatro? Era bene? Allora, abbraccio di gore e vi dico a presto per un'altra Fabriguccia. A presto!